Buongiorno, oggi facciamo un piccolo intervento informativo sulla proposta che FOI ha inviato alla Regione Veneto in tema di riclassificazione delle zone sismiche del territorio regionale. Il 12 di agosto scorso abbiamo avuto come FOI e anche le altre categorie un incontro con i dirigenti regionali per mettere a punto un po' la roadmap, scusate, dei lavori che la regione comunque deve svolgere. FOIV intende chiaramente continuare in questa opera di sensibilizzazione, ma non dal punto di vista di parole, ma anche dal punto di vista tecnico, e ha fatto predisporre dal Dipartimento di CEA dell'Università di Padova uno studio, un aggiornamento delle zone sismiche del territorio regionale. Il professor Zanini, questo studio è uno studio chiaramente che ha caratteri scientifici ed è intenzione di FOIV trasmetterlo agli uffici regionali come contributo di FOIV alla discussione. Subito dopo il professor Zanini cercherà di illustrare un pochino meglio l'oggetto. La vigente classificazione sismica della regione del Veneto rispecchia la zonazione introdotta con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3274 del 20 marzo 2003. Tale classificazione è effettuata su base comunale e attribuisce ad ogni comune una zona sismica compresa tra la zona 1 a maggiore pericolosità e la zona 4 a minor pericolosità. Allo stato attuale il 15% dei territori comunali della regione del Veneto ricade in zona 2, circa il 55% in zona 3 e il restante 30%, prevalentemente nelle aree delle province di Padova, Venezia e Rovigo, in zona 4. Nel 2004 sono stati pubblicati i risultati della mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale, denominata MPS 04, che permette di ricavare una stima quantitativa dell'accelerazione di picco al suolo rigido caratterizzata da un periodo di ritorno T con R di 475 anni, ossia pari a un 10% di probabilità di eccedenza in 50 anni di periodo di riferimento della struttura. La mappa di pericolosità sismica così definita è stata ufficializzata con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3519 del 28 aprile 2006, fornendo tra gli allegati inoltre una tabella di equivalenza tra la zonazione sismica precedentemente ufficializzata nell'ordinanza 3274 e i valori di intervalli di accelerazione AG. Su tali basi le regioni, a cui lo Stato delega l'adozione della classificazione sismica del territorio ai sensi del DPR 380 del 2001, hanno la facoltà di aggiornare le rispettive classificazioni sismiche dei territori. La classificazione sismica del territorio, oltre ad avere rilevanza a livello di pianificazione urbanistica, ha un ulteriore ruolo di rilievo a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale 58 del 28 febbraio 2017, denominato decreto Sisma Bonus, per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, ed inoltre è rilevante ai fini dei recenti strumenti fiscali in corso di approvazione del Superbonus 110%. Nel contesto di un intervento di riqualificazione edilizia, infatti, un edificio ubicato in un comune classificato in zona 1, 2 o in zona 3 ha di fatto la possibilità di poter accedere a tali strumenti fiscali. Il presente studio ha quindi affrontato la questione della riclassificazione sismica del territorio regionale, effettuando di fatto l'aggiornamento della zonazione sismica
alla luce dei risultati forniti dalla mappa di pericolosità sismica MPS-04. I risultati ottenuti dimostrano come tale riclassificazione comporti una sostanziale variazione della classificazione sismica regionale, con meno dell'1% dei territori comunali ricadenti ora in zona 1, circa il 40% in zona 2 e il restante 60% in zona 3. Tale variazione permetterebbe di fatto di poter garantire a tutto il territorio regionale l'accesso agli strumenti di incentivazione fiscale previsti dal sisma bonus e superbonus. Di fatto, sulla base dei più recenti dati Istat relativi al censimento degli edifici residenziali, si è stimato che tale beneficio interesserebbe circa 340.000 immobili che attualmente risultano ubicati in comuni classificati in zona 4.